Siamo un paese di inventori ed artigiani, ma alle prese con la rivoluzione digitale, la tecnologia 4.0 e ovviamente una trasformazione planetaria del mercato del lavoro, sembrano proprio gli artigiani a soffrire il prezzo più alto in Italia e anche in particolare in alcune zone del nord-est. Sebbene nel secondo trimestre si sia verificata una leggera ripresa, i dati diffusi da CGIA di Mestre mostrano come nei primi 6 mesi dell'anno lo stock delle imprese artigiane in Italia è calato di 6.000 unità. In Veneto è diminuito di 629 unità. Al 30 giugno il numero complessivo si era attestato a 126.112. Ad eccezione del Trentino Alto Adige, in tutte le altre regioni italiane il saldo dei primi 6 mesi è stato negativo. Solo Sicilia ed Emilia-Romagna hanno registrato un risultato peggiore del Veneto e Friuli Venezia Giulia ha perso 212 imprese artigiane. A livello provinciale, nel Veneto è stata la provincia di Vicenza a segnare la contrazione più alta, meno 218 imprese. Seguono Verona, meno 117, Padova, meno 99. L'unica zona che risulta in terreno positivo è Venezia, con più 3 imprese artigiane. Le cause di questa contrazione vanno ricercate in diversi fattori: la crisi, il calo dei consumi, le tasse, la mancanza di credito e l'impennata degli affitti, afferma il coordinatore dell'ufficio studi di CGIA di Mestre Paolo Zabeo, ma anche la paura per un prossimo aumento dell'IVA o l'incertezza sulle tasse future, e per rilanciare questo settore è necessario, dice, oltre ad abbassare le imposte ed alleggerire il peso della burocrazia, rivalutare il lavoro manuale. Negli ultimi 40 anni c'è stata una svalutazione culturale spaventosa. L'artigianato è stato dipinto come un mondo residuale destinato al declino e per riguadagnare il ruolo che gli compete ha bisogno di robusti investimenti nell'orientamento scolastico e nell'alternanza scuola-lavoro, sostiene CGIA, rimettendo al centro del progetto formativo gli istituti professionali che in passato sono stati determinanti nel favorire lo sviluppo economico del paese. Nonostante la crisi e i problemi generali che assillano l'artigianato, informa il segretario della CGIA Renato Mason, non sono pochi gli imprenditori in questo settore che segnalano difficoltà a trovare personale disposto ad avvicinarsi a questo mondo, soprattutto al nord. Autisti di mezzi pesanti, conduttori di macchine a controllo numerico, tornitori, fresatori, verniciatori e battilamiera sono introvabili. Nel mondo dell'edilizia è sempre più difficile reperire carpentieri, posatori, lattonieri. L'emorragia delle imprese artigiane dura ormai da 10 anni. In Veneto fino ad ora è costata la morte di 16.500 attività. I settori più penalizzati sono proprio l'autotrasporto, la manifattura e l'edilizia.